Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza per la provincia di Messina e le zone della Calabria danneggiate dalle recenti frane ed alluvioni. Il governo ha inoltre prorogato lo stato d'emergenza in Calabria per i danni dello scorso anno. Intanto, il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha annunciato che tornerà nuovamente in Calabria domenica e lunedì prossimi per effettuare una nuova ricognizione sui luoghi danneggiati dal maltempo, fare il punto della situazione e illustrare provvedimenti che saranno assunti dal governo per affrontare l'emergenza. Operazione delle volanti e del commissariato di Villa San Giovanni nel Reggino sull'immigrazione clandestina. La polizia ha arrestato il 55enne Biagio Casola, accusato di aver organizzato l'ingresso illegale di 2 immigrati marocchini, facendo risultare falsamente una richiesta di lavoro in loro favore. La segnalazione è partita dallo sportello unico per l'immigrazione della prefettura di Reggio. Dalle indagini è emerso che i datori di lavoro citati non avevano fatto alcuna richiesta di assunzione ed erano all'insaputa di tutto. Sarebbe stato Casola a fare risultare le false richieste di lavoro in favore dei 2 marocchini che sono stati denunciati in stato di libertà. È stato fatto ieri dai carabinieri del RIS il sopralluogo previsto da quel 5 febbraio, data in cui fu ritrovato sul greto del torrente Fiumarella nel Catanzarese lo scheletro di un corpo, probabilmente quello di Giuseppe Fraietta, il giovane 24enne scomparso lo scorso 8 agosto. 4 giorni prima di Luigi Grande, un 20enne suo amico. Le 2 scomparse sono legate, secondo gli investigatori, alla criminalità organizzata di Roccelletta di Borgia. L'area è stata bonificata dai tecnici, sono stati raccolti e repertati i resti dello scheletro. Intanto si attendono i riscontri dell'esame del DNA. Continuano le manifestazioni di protesta a Crotone. Al momento le vertenze lavorative sono 3. Dopo i lavoratori dell'ex Sasol riuniti in assemblea permanente da mercoledì sera ed i dipendenti della casa di cura Villagiose che hanno occupato la struttura, ieri pomeriggio sono scesi in protesta anche 120 lavoratori dell'Acros, l'azienda che si occupa della raccolta di rifiuti solidi urbani in 17 comuni. I lavoratori chiedono risposte e certezze per il futuro. Per venerdì 26 febbraio è stato programmato un tavolo interistituzionale. L'Adiconsum di Catanzaro, con il patrocinio della Presidenza della Provincia, ha tenuto un convegno dal tema Prodotti e territorio, sana alimentazione e sviluppo sostenibile. Scopo del convegno è indicare al cittadino consumatore una nuova idea del consumo, scegliendo i prodotti della nostra terra ed i loro derivati, per salvaguardare il nostro territorio e per uno sviluppo sostenibile della nostra economia. Presenti diversi studiosi del settore. Il presidente della provincia di Reggio, Giuseppe Morabito, e del Consiglio provinciale, Giuseppe Giordano, hanno presentato ieri il protocollo d'intesa sui massimi ribassi negli appalti pubblici, che coinvolge l'ANCE, la Cassa Edile, la Direzione Provinciale del Lavoro, l'INAIL e l'INPS. Gli 8 punti dell'accordo prevedono linee guida a tutela della sicurezza e della qualità di materiali e lavoro. Presso la SUAP sarà istituita una commissione tecnica che farà da supporto nella valutazione di congruità delle offerte anomale. È stata presentata nel corso di una conferenza a Reggio Calabria la lista provinciale del partito Slega la Calabria, che vede il ritorno dell'ex assessore comunale alle politiche sociali delle giunte Falcomatà, Gianni Pensabene. Sono state evidenziate le linee guida del movimento politico, che si propone di affermare una politica alta, in grado di sviluppare il ruolo della cittadinanza attiva. Tra i partecipanti, l'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Silvio Greco. Si è tenuta ieri pomeriggio al Teatro Politeama di Catanzaro una conferenza stampa per discutere sul rispetto della tradizione e sull'uso dei testi originali. Erano presenti tutti i protagonisti dell'opera Lucia di Lammermoor ed il regista Renzo Giacchieri, che hanno espresso la loro contrarietà sul proporre la lirica in chiave moderna per avvicinarla ai giovani. Colombara, uno dei protagonisti dell'opera, ha dichiarato: mantenere la versione originale vuol dire avere rispetto dell'autore, ma anche del pubblico che paga e che non desidera essere ingannato.